Dunque, anzitutto dobbiamo riconoscere a questo libretto e alla presentazione che ne è stata fatta una straordinaria qualità, quella appunto di averci illustrato un momento felice della vita di questa Chiesa, in cui almeno parzialmente ha ripreso la sua veste originaria. Ma io vorrei parlare di ciò che rende questa Chiesa veramente unica, anche nel contesto della fioritura del barocco romano. C'è un antefatto che non bisogna dimenticare, il fatto che Pietro da Cortona, allora principe dell'Accademia di San Luca, cerca di capire se veramente nella antica chiesa che era di proprietà dell'Accademia di San Luca vi erano anche i resti della martire a cui la chiesa era dedicata, Santa Martina. Pietro da Cortona fa personalmente questo lavoro di scavo e improvvisamente si trova di fronte a dei resti che tutto fa credere che siano i resti della martire. Questa riscoperta ha certamente un valore anche dal punto di vista economico, perché sarà uno strumento importante per convincere il cardinale Francesco Barberini a intervenire come sponsor della nuova costruzione. Però per Pietro da Cortona questa scoperta è soprattutto un evento profondo della sua vocazione religiosa. Sappiamo dai titoli della biblioteca di Pietro che erano in gran parte libri di cultura religiosa, che il suo impegno nella costruzione della Chiesa non è soltanto l'impegno di un architetto, ma è anche l'impegno di una persona che crede profondamente. Ecco, oggi naturalmente con lo spirito del tempo in cui viviamo, i commentatori di solito dicono che questa idea di trovare i resti di una martire era il biglietto da visita per avere dei finanziamenti e l'operazione era già riuscita perfettamente nella chiesa di Santa Bibiana. Ecco, questo ci fa capire la distanza di anni luce tra l'epoca in cui questa chiesa è nata e l'atteggiamento con cui noi guardiamo oggi, magari con pretese di rigore scientifico, alla storia, interpretandola liberamente. Ecco, io credo che non si può fare a meno di constatare di fronte a questa Chiesa quanto essa sia legata a un'intuizione profondamente religiosa. Marcello giustamente ha parlato della luce, la luce come simbolo della grazia è un elemento fondamentale, caratterizzante di questa Chiesa, la quale si propone, secondo me, di essere un tempio aperto. Mi è piaciuta la formula del restauro aperto, perché si addice veramente a una Chiesa in cui tra lo spazio esterno e lo spazio interno c'è un legame profondo. Naturalmente parlo non della concretezza materiale. La concretezza materiale siamo di fronte a un involucro chiuso, come è giusto che sia una chiesa, anche se ci sono molte finestre che la illuminano. Ma se noi guardiamo la disposizione delle colonne e il chiaroscuro che crea la loro disposizione e guardiamo il carattere quasi provvisorio di chiusura che hanno quegli elementi che stanno tra le colonne più vicine, ci rendiamo conto che l'idea di Pietro da Cortona è soprattutto quello di affermare la continuità dello spazio interno con lo spazio esterno e quindi di immaginare un tempio accessibile, trasparente, che in qualche modo deriva dall'esperienza rinascimentale, ma aggiunge a questa esperienza qualcosa di nuovo. Nella biblioteca di Pietro da Cortona c'erano anche due libri di architettura molto significativi, uno era
i 4 libri del Palladio, e l'altro era il Vitruvio commentato dal Barbaro, che ha, come sapete, le illustrazioni di Palladio. Il rapporto con Palladio è fondamentale per la nascita del barocco a Roma. I 3 grandi, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, colloquiano continuamente con Palladio, anche se questo non è stato ancora messo in risalto in modo determinante. Non si spiegherebbero moltissime delle immagini create da questi 3 grandi senza il riferimento a Palladio, che non è ovviamente un riferimento diretto, ma è un riferimento mediato che diventa compatibile con l'altro riferimento dominante, che è quello a Michelangelo Buonarroti. Ecco, l'innesto di queste 2 esperienze così diverse ma nello stesso tempo legate dal tempo in cui si sono svolte è alla base di quel fermento critico che porta l'architettura a cambiare disegno, nel senso di esprimere una partecipazione, un calore, una dimensione umana che era assente nell'architettura rinascimentale, o che appunto solo occasionalmente attraverso i grandi capolavori aveva cominciato a fare capolino. Ecco, mi sembra molto importante, a conclusione di questa celebrazione del restauro e dell'impegno con cui l'Accademia cerca di ridare prestigio a questa sua gemma, mi sembra importante accennare a questa identità. Cioè, questo è un edificio unico nel suo genere, è certamente in rapporto con gli altri grandi capolavori come San Carlino e Sant'Andrea al Quirinale, che rappresentano soluzione del problema della Chiesa da parte appunto degli altri protagonisti del barocco, ma in questo c'è qualcosa di assolutamente legato all'esperienza di Pietro da Cortona. Il fatto di essere toscano, il fatto di essere amico dell'erede di Michelangelo Buonarroti e quindi di aver avuto libero accesso a quel meraviglioso tesoro di disegni che sta nella casa Buonarroti, costituisce il grande tesoro accumulato e che poi lui riesce generosamente a esprimere nelle sue opere. E vorrei chiudere con quello che ho omesso purtroppo quando ho parlato dell'importanza che hanno avuto i Sacchetti come sponsor dell'attività di San Luca. E in questo caso si tratta di mettere in luce un aspetto interessante tra l'ironico e, diciamo, il culto della natura, perché una delle cose che poco si sanno in giro è che Pietro da Cortona, sempre per i Sacchetti, ha costruito un monumento a un asino che era considerato un'eccezione perché riusciva a andare dalla villa del Pigneto fino alla residenza romana dei Sacchetti da solo, senza essere guidato da nessuno. Quindi un asino sapiente, potremmo dire. Ebbene, Pietro da Cortona gli ha costruito uno splendido monumento funebre, purtroppo perduto, ma conoscibile attraverso i disegni che ne restano, che appunto stanno a rappresentare questa riscoperta della natura di cui Pietro da Cortona è il protagonista, soprattutto attraverso la pittura. Questa estasi dell'immagine naturale che ritroviamo in moltissime delle sue immagini pittoriche ci parla di un artista che ha sentito la natura in senso cristiano, come diciamo, la creazione e quindi diciamo, il modo in cui il creatore mette a disposizione dell'uomo una bellezza intramontabile, una bellezza infinita. Ecco, volevo ricordare questo aneddoto anche perché, come sapete, io sono cultore degli asini e ritengo che proprio
il rapporto che diciamo, gli animali hanno all'interno della visione pittorica barocca sia un elemento determinante che arricchisce e ci fa capire come appunto il barocco è stato una scoperta di dimensioni dell'anima umana che non erano ancora state individuate. Ecco, questo fa sperare che ci sia anche in futuro qualcosa di nuovo da conoscere all'interno della natura che possa dare ispirazione a un'arte del futuro. Grazie. Grazie al professor Portoghesi. Con questo episodio raccontato del monumento dell'asino mi pare che abbia voluto ricondurre il tutto alla sua ultima fatica, il sorriso di tenerezza, che è un po' lo sguardo del creatore che si diffonde sul creato. Grazie a coloro che sono intervenuti, grazie al pubblico e buona serata.